Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano. Allora, questo è il tabellone di mondiali. Mondiale più grande della storia, con 48 squadre. Chiaramente l'Italia non c'è per la terza volta. E la cosa mi sta abbastanza sui maroni. E niente raga, allora, oltre ai mondiali impossibili su Football Manager, ci saranno tutte le partite. Le voglio fare tutte quante. Chiaramente io scelgo una delle due squadre in base alle mie scelte. Vediamo chi vince il mondiale. Seguiamo il calendario ufficiale ovviamente del mondiale e soprattutto col fatto che comunque la mod non comprende le 48 squadre, devo giocare partite singole, poi con Excel, come per GP4 e altri giochi, faccio io le classifiche, classifica appunto gironi, dopo gli accoppiamenti ce li spariamo qua ovviamente. E, e niente, raga, in realtà posso anche decidere di scrivere tutto quanto qua senza usare Excel. Adesso vediamo questo. E seguiamo tutto il tabellone fino alla fine. Quindi sono tante partite, però dai, ci divertiamo così, ci gustiamo i mondiali insieme. Partiamo con la prima giornata, Messico-Sudafrica. Si parte ragazzi con i mondiali. Paraparapapapa, paraparapapapa. Ecco, vediamo. Vai raga, andiamo per la prima partita del mondiale ragazzi. La squadra di casa del Mexico contro il Sudafrica. Siamo tre partite a video. Quest'anno voglio provare questa modalità. Guardate che bello ragazzi. E stadio Azteca. Si gode ragazzi, si gode. Giovedì. Giovedì 11 febbraio. 11 febbraio è il compleanno. Giovedì 11 giugno. Si comincia l'avventura. Vediamo dove ci porterà. Io chiaramente selezionerò sempre la squadra che mi piace di più delle due. Ho già delle preferenze. E si parte, godiamoci la presentazione della prima partita. Poi andiamo un po' più veloce, se no il video dura 102 anni. Non capisco, l'unica cosa è che il Messico non c'è la maglia verde. Ci hanno messo hanno messo due maglie, la seconda e la terza, secondo me, perché non c'è la prima verde. Vai. Vaneggi modiani, classici vaneggi modiani. C'è una tensione senza senso all'Azteca, stadio storico, teatro della partita del secolo. Italy vs Germany 4-3, mamma mia. E adesso ragazzi i messicani, che però bella comunque l'entrata nuova, non mi dispiace, anche se comunque è un po' diversa dalla normale, ma ci sta. L'unica roba che voglio cioè, i messicani con la mano messa non, diciamo, non aperta ma di lato, che è troppo iconica. E si parte raga, si parte, oggi ci gustiamo tutto su 3 partite a video. Se non sbaglio sono 105 le partite, 103, 105, adesso non ricordo raga, sono un po' una pippa. Il Messico vuole arrivare almeno ai quarti di finale. Questo è l'obiettivo. Cabini, signori, ma c'è Cabini. Mocoena. Reynolds. Così ci gustiamo anche la presentazione. Che è una, diciamo, è una sovraimpressione che non mi fa impazzire, sono sincero. Sono più legato agli anni 90, primi 2000, sapete, sono nostalgico, sono un bambino nostalgico. Andiamo, raga. Si parte. Mexico, Sudafrica. Vega, il buon Vega. Il Messico deve partire bene, chiaramente saranno i punti, le classifiche e capocannoniere l'assist. Ma sinceramente non ho palle di contarlo, anche perché comunque conta sempre come il 2 di picche, il 2 di briscola, il 2 di quello che volete voi. La mod è sempre la smoke patch, la smoke patch, ciao. Sì, diciamo smoke patch con Football Life e un'altra patch aggiuntiva presa su, cazzo l'ho presa, su un canale Patreon comunque. Purtroppo però solo un sito brasiliano alle 48 squadre, però è una mod, sì che è un casino installarla, non avevo pare, preferisco fare così. Attenzione, parte subito, un po' in sordina il Sudafrica, attenzione, subito, c'è il Messico. Mamma mia che rischio. Mamma mia.
Attenzione Sanchez. Alvarado. C'è bisogno di tutto l'Azteca, c'è bisogno. Gimenez. Per Alvarado, bravissimi, dai, il Messico ha bisogno di questi 3 punti in un girone comunque abbordabile, ma dalla quale è meglio diffidare. Scusate. Attenzione il Messico. Fidalgo. Adesso il Messico. Ah, che cagata. Cagatissima qua, cagatissima del culo. Infallible. Siamo a livello campione, il penultimo, l'ultimo no, perché sennò mi rompo i maroni. Attenzione Moremi. Dove sono le Vuvuzela, vi prego. Attenzione, mamma che miracolo del portiere del Mexico. Chiaramente per le 8 migliori terze mi sembra che la differenza reti è il primo parametro, poi i gol segnati. Attenzione Fidalgo, ancora il Messico sta giocando, però sta male del Messico non mi fa cagare. Pineda per Vega della Vega. Vega, boom! Para il portiere sudafricano. Cross di Pineda. Busquets. Attenzione di testa, il Messico ancora, miracolo. Mamma mia, il portiere sudafricano sta salvando la compagine africana o sudafricana, lasciamo la scelta. Scusate raga, sto registrando come sempre a orari improponibili. Gagliardo. Sublime. Messico sta dominando. Vega. Bravo Pineda, Messico show. Ma non basta per il momento l'Azteca. No, ma lisciata completa di tutti. Sanchez. Fidalgo. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Gimenez. Vega. Bravo Vega per Pineda. Messico sta giocando bene, ma 2 miracoli del portiere. Comunque c'è da dire che anche il Sudafrica da calcio d'angolo ha rischiato di segnare. Fidalgo ancora. Gimenez, c'è anche Santiago Gimenez che gioca nel Milan, quindi sicuramente farà cagare, però lo mettiamo nel secondo tempo se le cose non migliorano. Vega ancora, il Messico fa girare la boccia. Pineda lento qua, il Pine, lento il Pine. Finisce la prima frazione, Messico 0, Sudafrica 0. Partita collosissima. Si parte. Secondo tempo. Adesso il Messico deve alzare un po' il ritmo perché comunque con Sudafrica deve assolutamente portare a casa i 3 point, come si suol dire. Occhio, attenzione però qua. Non ci... Mamma mia che rischio. Mamma che rischio. Attenzione. Pineda, bravo Pine. Per Alvarez, simbolo Alvarez. Ancora parata del portiere. Messico non riesce a sfondare purtroppo. Pineda per Vega, non muovite Vega. Lunga purtroppo. C'è da fare qualche cambio perché la situa non mi sta piacendo. Allora. Questo è messo anche male. Ah, questo è il talentino questo. Questo è il talentino.
Lo cazziamo qua che se non ha proprio dei parametri stupendi. Mettiamo Santi e Gimenez. Mamma mia. E anche Vega non mi ha convinto. Mettiamo Quinones, scusate per le pronunce. Vai. There is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a Partita che change. inizia, cioè il mondiale un po' in sordina dopo 56 minuti, ancora 0-0. Vogliamo le goleade qua, vogliamo i 7-6, 5-9. Oh, nicely intercepted. Alvarez. And now the breakaway. Now that's well seen too. Tifosi messicani sono un po' in silenzio, sono un po' in ansia, vogliono i 3 punti, sanno sono fondamentali oggi. Is there any support? He might not need it. And it's played forward. Dai però Santi Gimenez. Eccolo qua il talentino, il giocatore più giovane del mondiale se non erro. Alvarez. Madonna. Oh. It's an imaginative pass. Brilliantly cut out. Vasquez. Scinvola per il Quino. Strong running down that left flank. Bello questo passaggio, veramente emozionante. Spot on. He's in plenty of space here. Se il buongiorno si vede al mattino, 104 partite 0-0. Attenzione, Gallardo. Di testa Gimenez, non ci credo. That's really well maneuvered. Mexico have really been terrific Pineda. at snuffing out the threat. Now, Pineda per Gimenez che chiaramente si fa anticipare come al Milan. Sì, dai, è rimasto uguale, una pippa atroce. Aim forwards. Secondo tempo però veramente da sonno, South Africa really can't be faulted for Forse their il Messico attitude. sente un po' la tensione del debutto in casa. Gimenez, bello, questo è bello per Mora. Madonna, ma perché sbagliano così i passaggi, fioi? Ancora Alvarez. Recupera il Mexico. And the whistle's gone. Guarda Gimenez è una roba, ragazzi. Questo gioco è perfetto, è uguale Gimenez, è sempre in fuorigioco e sempre si fa anticipare da chiunque, anche da sua madre. Mamma mia. Oh. Long ball by the goalkeeper. Mora. Questo è bello, ma Gimenez ovviamente There's dorme. no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Inizio non proprio devastante. Attenzione però col Sudafrica. Beffa sudafricana. Tried his best in for the Mamma mia che rischio. Che rischio, signore. better contact. Good piece of opportunism there, but wasn't able to turn it home in the end. Gimenez. Sta provando il Messico. Questa è bella. Vabbè, ma ogni passaggio è errato però. The ball is Gimenez. loose and the chase is on. Ancora. Non azzecchiamo un passaggio purtroppo. Might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Well played. That has snuffed out the danger. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Ricordo che dopo i mondiali c'erano le Olimpiadi. Retro Atlanta 96, Così per testare tutti i bonus degli USA. Finisce qua comunque 0-0, partita non bellissima. Raga, Corea del Sud, Repubblica Ceca, ho scelto la Corea del Sud perché ha i giocatori che mi piacciono di più. Ecco, una volta sicuramente la Czech Republic con Koller, Nedved, Rosicki, adesso meno sinceramente. Eccoci qua. Seconda partita. So the time has come. The curtain is about to be raised and these two teams are ready to play their part. Vai là, poi i stadi sono tutti perfetti. Io li ho scaricati un bel po'. Però chiedo sempre venia, raga. They will be eager to get off to the best Nulla può essere possible perfetto. start. Adesso però Vibrant vogliono. and vivacious, there is a genuine Attenzione la Corea, voglio divertirmi però. atmosphere. Provando tutte le squadre. Attenzione la Corea, mamma mia. Subito la Corea vicinissima al gol. Dopo il pareggio di Messico in Sudafrica, queste due squadre hanno una ghiotta possibilità. Socek.
Racing's intense and it's paid off. No. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Dai ragazzi, dai. Park, Lee Kang-ji, tanto i nomi sono un po' improponibili, però Kang-ji è il mio idolo, lo sapete. Lee Kang in, have it back, and can go again. Sofal. Socek. Oh, se Repubblica Ceca gioca per il pareggio. The Czech Republic. Do love to play with a bit of width, Jim. Yeah, and just notice the way when they ping it out wide, the prompt for those in central Dai che roba midfield nostra, to dai make che roba their nostra. forward runs, and they're looking to get on the end of whatever arrives. Lì, Son attenzione. Heung-min. Tiene in mezzo, però. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who Sulczak, was Sulk. ever so determined. Chiedo sempre bene per le pronunce, ovviamente. No goals as yet. And it's played forward. Does really well to win the Occhio. ball there. Good running with the ball. Lee Kang in. Bravo. Son, vai Son. Chiaramente la stella. Però recupera Krejci. Repubblica Ceca, squadra comunque sempre solida, Ma And that's put la pace Corea on è più promising forte the tecnicamente. Chiaramente la Czech Republic con la Cechia, come volete voi. pass has been È più well fisica. intercepted. He's offering some sort of an apology there. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass is Ooh. like pace. Well read. Dai, però. And back to the goalkeeper. Sofal. Dai, però, Fioi. E possiamo fare tutte 0-0 perché sono veramente fuori il modello più scandaloso della history. Socek. Sofal. Attenzione lì. Lì. Lì e qui. Good spell of possession this. Mamma mia, but che very malissimo. difficult Poi to c'è che fa schifo sto gioco, mamma mia. Tutti i passaggi in difesa, eppure la tattica offensiva. Attenzione, forse errore, mamma mia. Bello. Son Heung-min. Vai Son. Son's Murato Son. And for a moment, time stood still. I'm really impressed with the tenacity he's shown to intercept that. That's how Murato il buon things Son. happen. Occhio, attenzione Sulk. That could set him on his way. Oh, that's a fine challenge. Vediamo chi sarà a siglare il primo gol del mondiale. Lee Kang in. No, lì però. Lì. Castro. Son Heung-min. Vai Son. Could try Son it ci well. prova. Niente da fare. Danger averted for now. Buono. Hit into the middle. Attenzione Son. Murato. Socek. Finisce il primo tempo 0-0. With the first half. It has been a bad watch, not by any means. Da fine che le faccio giocare entrambe dal computer. Just lacked that telling breakthrough moment. Tutte le partite dal computer. So your views on the first half? Well, I think from the manager's viewpoint, Peter, he'll be demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. An engrossing half, but we're still where we started. Comunque la Repubblica Ceca sta veramente. So Ha we deciso can di non settle giocare, into this second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going Guarda, to guarda che roba, tutti i passaggi così. Cioè, impressionante, Impressionante il gioco della Repubblica Ceca. Socek. Bello. That's really well manoeuvred. Schick. Did Chic. well to step in there. That was more than necessary. Attenzione lì. Devi inventare lì. Well played. Sono anticipato. Snuffed out the danger. Sofal.
Now it's Lee Kang-in. Bravo. Son Heung-min. Non perderla su fallo, 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 fallo. Dai, veloci. Ma perché passano così? And here's Son Heung-min. Niente. Sempre murati. Wins the duel this time. And here's Son Heung-min. Out to the Vai, right. vai. Nice control. Son Attenzione, Heung-min. attenzione. Mettere in mezzo bene. Ma bene, però. Calcio d'angolo, calcio d'angolo. Vai, Son. Di testa la Corea. Ma attenzione invece! Non ci credo, traversa. Vabbè. No, non devo segnare. Incredibile. Mettila in mezzo. That has been knocked clear. Fuori gioco. Invece no! Eccolo! È il primo gol del mondiale! Son! 1-0. Corea del Sud. Never gonna miss that. Of course he wasn't. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. Vantaggio della Corea. A 1-0 lead established. Look, experienced voices need to be heard now, along with good Ovviamente la Repubblica Ceca non sta giocando, Anche adesso solo passaggetti così. Cazzi loro, sinceramente. Il primo gol, bellissimo gol di Son. Sergio, what are you thinking? I think the manager's pondering his Ma options. guarda as to come whether giocano! to stick or twist, Peter, in view of It's the time incredible. remaining. He might have a tough call to make now. So check. And if you have just joined us, still just one goal between them. Attenzione. The score is 1-0. Nice interception, well timed. Adesso prova a attaccare la Repubblica Ceca. Now then, the ball's come loose. Played out wide. He's got away. Si svegliano adesso. Hoisted in. Fuori, fuori, fuori. Keep calm and carry Sono on. proprio That's curioso di the vedere job che in a nutshell now. con questa modalità chi portiamo alla vittoria. Chi? Lee Kang-in. Lee Bello, Kang-in bello. No, muovite, muovite, through muovite. here. Niente. Calmly anticipates. Buono. Bel recupero. Attenzione, Son ancora! E sono due, doppietta per la Corea. Secondo gol, doppietta di Son. Boom boom. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never E Son è gonna già get to it. capo cannoniere. South Korea. Sì, Repubblica Ceca è inguardabile comunque. 2-0 up. Safal. Inguardabile Repubblica Ceca. Mamma mia che squadraccia, però così sono veramente ridicoli, Safal. Socek. Cuts out the Recupera pass. bene, bell'inizio della Corea. The Czech Republic truly Vuole già seemed to be ipotecare la in Corea. trying Vuole già to sort this ipotecare. out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. Finisce qua. Doppietta di Son 2-0. Corea del Sud. Repubblica Ceca inguardabile. Beh raga, ultima partita di oggi, prima partita del gruppo B. Canada, Bosnia, Herzegovina. Vai che andiamo. E qua vado con la Bosnia, cazzo, che ci ha eliminato. Canada non mi piace come squadra, sinceramente, quindi... Bosnia and Herzegovina. So Vai, the raga. time has come. The curtain is about to be raised and these two teams are ready to play their Si parte, Canada gioca in casa, quindi vuole sicuramente ben figurare. on this tournament, and in order to do that, they will be eager to get off to the best possible start. Day one, and everybody eager to get off to a good start. Well, Peter, I can tell Attenzione. you that both managers will have stressed the need for a very strong Bravo. start here. Very quickly, come si suol dire. A front foot Attenzione. approach. If that is the Marjevic. case,
then I don't think we're going to be Dai. complaining. No, che brutto, Certainly che won't we'll brutto. be eulogizing. There's an awful lot resting on this. Devo capire il discorso stadio perché il Sider non mi fa scegliere lo stadio, non capisco. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Aiden Dzeko. He's a real handful up front, Peter, and not just because of his height and that physical presence. He's got excellent awareness and technique, and that allows him to bring Occhio. others into the game. Buchanan. He's a very powerful finisher too, so Fallo, brutto fallo, brutto fallo. Addirittura yellow card? Assoluto yellow card, si vede. Già vediamo un arbitraggio casalingo. Occhio. Mamma che rischio. Vogliamo un gran mondiale di Edin Dzeko comunque, lo pretendiamo. Attenzione David, gol. Subito il Canada. Dopo 14 minuti Jordan David. 1-0 Canada. Esplode. Esplode. Toronto. Bel gol. So we have our breakthrough. yeah, it's rare that one's Dzeko. enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Attenzione, mamma mia, bruttissimo. David vuole fare subito l'1-2 micidiale. Non ci credo. 1-2 micidiale del Canada. Jordan David. Non ci ho capito un cazzo, To sinceramente. lose the ball like that, Peter, the ease which they were able Pensare to che get through them dovesse from l'Italia there, qua. definitely doesn't have a good look about it. Tarovic. So that's two now without reply. La partita scoppiettante forse. Attenzione Tarovic subito! Miracolo. Spero possa piacere questa modalità nuova che porta il cubo. È nuova, nel senso nuova, nel senso che non l'ho mai fatta io così. Alia Begovic. Di testa uno dei nostri, no. Ancora calcio d'angolo. Another chance for the corner. La Bosnia prova a riaprirla. Sono in Canada devastante comunque. That's really well Mamma maneuvered. mia. He's through here. Well timed, excellent interception. Dzeko. Demirovic. Per Edin vuole riaprirla e invece sbaglia. Was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Male signori. Bosnia parte malissimo. 20 minuti 2 gol praticamente, anche meno. Now Occhio. it's David. Mamma mia, Jonathan David sembra veramente il nuovo Maradona. Oh, he's got a side of goal. Però io non ha giocato così però. Who's got the final touch there? Goal kick's been given. And he cuts out a supply. And it's played forward. Occhio. It's run loose here. He's in plenty of Attenzione il space here. Baia. Dai vecchio, dai che possiamo accorciare le distanze. Bravissimo. E Dzeko la sigla 2-1, grande Edin, l'immortale Dzeko. Bravo Edin. Swift, incisive, deadly, all done in a matter of seconds. Well, we all know, Peter, that this is a team capable of breaking extremely quickly. The opposition should have been Veramente alive for the extremely game, quickly. but they fell into the trap. This is threatening to become a really good game. Really good Oh, game. what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. It's a fine run and he's happy to keep going. Rimessa, dai che possiamo pareggiarla. Dobbiamo sbattere fuori il Canada. So much time and space here. Uh. Davis. No, Oh, shooting chance. incredibile. 3-1, tripletta di cioè, incredibile. He's getting better and better. Not a defender. Facile vedere il Milan vincere la Champions. All the time in the world. Yeah, I'd rather praise the scorer than criticize the defense here. He stepped Occhio. forward and conquered. Che la Bosnia comunque non muore, una squadra tenace la Bosnia, però difesa un po' da rivedere quella bosniaca. Match ball. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming Mettila in off. mezzo. Well, that has
That's changed the dynamic. Vai subito! Non ci credo, palo. Era buono anche. He's there to get it away. Che partita, raga. Primo tempo scoppiettante, comunque nella prossima posso anche non giocare con la Bosnia. Ogni partita è una storia a sé, a parte certe squadre che voglio, che voglio diciamo usare. Dai ragazzi. Zeko. Comunque finora è incredibile, se non sempre se tripletta, doppietta. Vediamo se Zeko sia una doppietta, rido, eh. Bellissimo, dai, buttalo in mezzo, tira! Mamma mia, fa paura quella tripletta. Mettiamo Gigovic. Qualche cambio. Che inizio di padrone di casa e che inizio di giornata onone. And we're underway again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they Un don't 3-1 want to che do, per il Peter, momento is non give away an ammetterebbe. early goal. But No, ma non è mai fallo. Questo non è mai fallo. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. he just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. Eustachio. Laiea. And it's Buchanan. Proves too Ma strong. dai, ma Yeah, he's pulled him up for that challenge. vabbè no, il 4 gol anche no però. It's hit Mamma mia. Ragazzi, out. overpowato il Canada. Proprio Sunjic. in un termine comendiano. Attenzione. Sunic. Demirovic. Demirovic. Dzeko. Dzeko. Vai Ala, vai Ala. Turns Per and Dzeko. goes back. No, brutto questo. Well timed. Do have a chance to counter here. Laiea. Eustachio shifted upfield. Larin. Molto bene, vai Kolasinac. Non molla la Bosnia. Vuole accorciare le distanze. That's been won straight back. Bello. Demirovic. Buono, dalla subito. No, lentissimo. Larin. And it's Buchanan. Ottimo, ancora Kolasinac. Siamo al 60°. Davis at his creative best. He set up 2 goals. Laiea. Niente, non riusciamo minimamente a recuperare il palla adesso, Adesso anche in difesa il Canada, giustamente. Vuole difendere il doppio vantaggio. Demirovic. Vuole Dzeko. 1-2 con Dzeko. Bella questa ottima azione della Bosnia, ma murata. Davis. Kone. Buchanan. And that's clear cut. It's Ma dai, fallo. Non l'ho capita questa. Non l'ho minimamente capito. searching pass he's played there. Fuori. Small kick. Buchanan. Niente, Canada ormai detta i tempi, gestisce la palla. Cornelius. La vedo durissima. Laiea. And it's Buchanan. Ma no, arbitraggio pro Canada, io capisco che gioca in casa, però dai. Subito un cupolotto così. Cornelius. Now it's Larin. He's got away. No. Bravo. Well played. He needed to get that. Anche le differenze reti contano tanto, quindi anche un 3-2 è meglio di un 3-1, eh. Well, that's really good play on the right. He's Buono, driving buono, forward. buono, 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 questo è buono.
He is through here. Prova a metterla in mezzo. Non un gran passaggio però. Can he spark a counter here? Now it's David. Excellent challenge there. Un bel recupero. Scappa però Dzeko tra bocca. And into the grateful arms of the keeper. 86esimo. Canada sta iniziando al top proprio. What a throw in. Con Jonathan David. So now we're going to get those changes we have been Strepitoso expecting. purtroppo Well, per for me, la this was Bosnia. the obvious substitution. He'd become Rammarico just a dell'Italia, little incredibile. jaded. As a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body Bello moves questo, right, the brain recupera anche goes fuori with it. gioco, I think niente da that's fare. happened in this case. Le è andata così ormai. Wins the duel this time. Sunjic. 2 di recupero. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Bello questo. Vai Baia, vai He's found Baia. a way through. Well played. Non ci credo, un po' di fortuna, però errore ancora. Niente, lascia crossare. Niente da fare, vince il Canada, tripletta di Jonathanone e gol di Edin Dzeko. Ci becchiamo per le classifiche. Raga, vediamo i primi risultati. Messico 0-0, quello del Sudafrica, 2-0 della Corea e 3-1 del Canada. Invece qua abbiamo, vabbè, classifica marcatori, già dominio canadese. E questi sono i primi gironi con le prime partite. Raga, solo il mondiale veneziano, ripeto, spero piaccia questa modalità un po' così, sono tante partite, ma ci divertiamo. E vediamo insomma i mondiali da un'altra prospettiva. Una curiosità ragazzi, ma ho visto dopo i 32esimi di finale, c'è un altro sorteggio perché vedo la vincente, per esempio, la prima del gruppo E va con la terza o del girone A o del B del C del D. Non ho capito questa cosa, sinceramente, non l'ho seguita appieno. Quindi c'è un sorteggio dentro il mondiale? Chiedo così, un po' per curiosità anche. Raga, un saluto al commento dell'Reziero. Ciao!